Da domani sarà necessario il Green Pass base anche per entrare alle poste. Poste Italiane ha predisposto una serie di modalità per la verifica della certificazione verde. Ve le facciamo vedere. Anche per accedere agli uffici postali in Veneto come in tutto il territorio nazionale occorrerà esibire il Green Pass, almeno quello base. E Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo. Negli uffici postali dotati dell'apparecchio che funge da gestore delle attese, i cittadini potranno mostrare il QR code all'ingresso. Una volta validato, il display consentirà di scegliere l'operazione da effettuare e prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli uffici che questo apparecchio non ce l'hanno, sarà invece direttamente l'operatore allo sportello a verificare il Green Pass attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Nei prossimi giorni chi prenoterà l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane potrà dimostrare la validità del Green Pass direttamente sulla app. La stessa possibilità non avranno invece coloro che prenoteranno sul sito poste.it, che saranno controllati direttamente all'ufficio postale. Dando questo ventaglio di possibilità, Poste conta di evitare che le verifiche, obbligatorie per legge, creino code e lunghe attese. Comunale di Padova, una lettera aperta ai padovani, ma anche un video postato sui social. Comincia così, si apre così la campagna elettorale dello sfidante, il principale sfidante di Giordani, Francesco Pedin, candidato per il centrodestra. È tempo di ripartire. Per questo ho deciso di candidarmi a sindaco della nostra città. E parto da qui, dall'Arcella. Parte dal quartiere dove è nato e dove ha la sede la sua azienda, Francesco Pedin, che affida una lettera aperta ai padovani e a questo video lanciato sui social l'avvio della campagna elettorale per la conquista di Palazzo Moroni. Serve a Padova, serve adesso, scritto in fucsia sulle mascherine FFP2, lo slogan scelto per raccontare i motivi della sua discesa in campo. Una discesa civica per ora, anche se non dovrebbe mancare l'appoggio della coalizione di centrodestra, a partire, nonostante alcuni chiari mal di pancia, dalla Lega. Cammina nel quartiere Arcella, il più popoloso della città, Pedin, in maglioncino blu e Clark, e racconta il suo progetto per Padova. Serve ritrovare l'ambizione per diventare la capitale europea che ci meritiamo di essere, farlo nell'innovazione e nella sostenibilità. Serve un progetto per una città sicura. La chiediamo da decenni ed è ora di fare diventare Padova una città davvero sicura, garantendo protezione e cura ai suoi cittadini. Serve una città che mette i quartieri al centro, attenta alle necessità di cittadini e imprese. Papà sportivo e imprenditore, Pedin si rivolge soprattutto ai giovani così colpiti dalla pandemia, alle imprese, chiudendo con una metafora sportiva. Oggi inizia la maratona più bella, quella verso il futuro di Padova. E sulla candidatura di Pedin più fronti sono aperti, anche Marcello Bano fa un passo indietro e dice pronto a sostenerlo. Intanto incontri sono convocati nei prossimi giorni tra Fratelli d'Italia. Adesso che c'è l'ufficialità, a quel punto là, zitti e muti, e si corre su Pedin e dopo se ne trarranno vedremo quali sono i risultati, ma c'è stata l'ufficialità a posteriori, ma in quel momento là non c'era assolutamente l'ufficialità di Pedin. Una brutta copia di Giordani, era questo il giudizio espresso su Francesco Pedin da Marcello Bano, che dai nostri microfoni fa un passo indietro, rientra nei ranghi e si dice pronto a correre a fianco dell'imprenditore candidato a sindaco di Padova. Ha rischiato molto in queste settimane il leghista Doc, sindaco di Noventa Padovana, che spiega di non avere nessun provvedimento dal partito, ma il cui caso era pronto a finire sul tavolo del Consiglio federale del Carroccio. Se il sostegno a Pedin, adesso che è ufficialmente candidato, c'è, Bano non frena però le critiche sul metodo usato dal suo partito nella scelta di questo candidato. Io non ho mai visto una cosa del genere. Di solito avvengono delle proposte, avvengono delle discussioni, dopo ci sono i vari tavoli provinciali, regionali, nazionali che fanno una sintesi, ma quantomeno se ne discute. Cioè, questo è l'ABC da quando sono entrato in Lega, sono 12 anni che sono in Lega, le proposte vengono fatte dalle sezioni, dalle circoscrizioni,
dai provinciali. Se la Lega annuncia una conferenza stampa nei prossimi giorni per rendere pubblico il sostegno alla candidatura di Francesco Peghin, chi chiede un programma all'imprenditore è Fratelli d'Italia, che all'alleato Lega fa pesare anche quanto accaduto a Montecitorio per l'elezione del Presidente della Repubblica. Fratelli d'Italia non è una compagine individuale, è un partito politico e naturalmente deve rendere conto soprattutto non solo ai propri elettori, ma anche naturalmente alla sua base, nella quale in settimana noi avvieremo un dibattito serrato. Noi non guardiamo e non poniamo veti, non guardiamo solamente alla persona, perché a Padova non si vince esclusivamente con il personaggio. Io sinceramente apprezzo e stimo dal punto di vista personale Francesco Peghin, ma credo che in questo momento ci siano pochi elementi per poter dire, almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, un sì incondizionato alla sua candidatura come candidatura del centrodestra. Capitale della Cultura 2024 passano le venete Chioggia e Vicenza. Vicenza è ufficialmente tra le 10 città finaliste che si contenderanno il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2024. A darne immediatamente l'annuncio il sindaco Francesco Rucco, che ha ricevuto la notizia dal Ministero nel corso di una conferenza stampa, praticamente in diretta. Alle 12.58 abbiamo ricevuto la PEC dal Ministero della Cultura che candida Vicenza ad essere Capitale Italiana della Cultura nelle quindi 10 finaliste che affronteranno la selezione nel mese di marzo, nei primi giorni di marzo, per arrivare al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024. Una grande soddisfazione avere passato questa prima selezione, perché è un dossier molto bello, molto efficace, che parla del nostro territorio, che coinvolge i comuni del territorio vicentino, le imprese, il terzo settore, i produttori culturali. Tra i primi a complimentarsi per il risultato conseguito, il presidente Luca Zaia, che assieme all'assessore Cristiano Corazzari si dicono orgogliosi per il Veneto, che per la prima volta esprime 2 candidature tra le finaliste. Nella rosa delle ultime 10, infatti, oltre a Vicenza, compare anche Chioggia. Non era scontato conseguire questo risultato. Era tutt'altro che scontato, era complessa anche la modalità con cui presentare questo progetto, perché volevamo fare qualcosa di innovativo. Sicuramente è un progetto culturale che rimarrà al di là della decisione finale del Ministero della Cultura. Le città selezionate verranno riascoltate dalla giuria il prossimo 3 e 4 marzo. Nel corso di una videoconferenza avranno l'ultima occasione per esporre i progetti e convincere definitivamente la Commissione per la bontà della propria candidatura. Quali le concorrenti più agguerrite? Ci sono città culturalmente importanti. Siracusa sicuramente è un competitor importante, non bisogna sottovalutare comunque luoghi come Ascoli, come Pesaro, che sono delle Marche, quindi zone importanti anche culturalmente parlando, però Vicenza non ha nulla da temere per ciò che rappresenta, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista imprenditoriale e sociale. Dobbiamo tentare di convincere il Ministero e la Commissione ad attribuire il titolo a Vicenza. Questa sarà la partita più difficile da giocare. Scaramantico, ce la faremo? Sono sempre scaramantico, noi lavorando si portano a casa i risultati. Abbiamo raggiunto la finale, ora lavoriamo per il titolo. Ovviamente non è scontato, tutt'altro, è difficile, però ci impegniamo fino in fondo come sempre. Siamo alla programmazione, allora torna Ring, questa sera 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, l'onorevole Sara Moretto, Italia Viva, Andrea Tomaello, vice sindaco di Venezia, Lega, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, e poi il sindaco di Padova Sergio Giordani e la nostra Valentina Visentin, giornalista del gruppo Media Nord-Est. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo al Meteo, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il mese di febbraio si apre senza novità sul nostro territorio, ancora bel tempo grazie all'alta pressione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, la grafica infatti evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti sarà proprio così, cielo sereno poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento, possibili deboli nevicate sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, 1 grado a Venezia, massime in aumento sui 10-11 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo qualche nube al mattino sulle zone di pianura. A seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, locali nevicate sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sugli 11-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.